questo dirigente scolastico porta avanti questo atteggiamento strumentale rispetto alle attività scolastiche. Quindi qua non c'è tanto da discutere, qua c'è da dire una persona chieda scusa, chi è pagato dallo Stato per fare il proprio dovere invece fa dell'altro, dovrebbe chiedere scusa ed autosospendersi. Quando vedremo questo siamo anche disponibili a un confronto e a dire la nostra e a sentire che la sua, ma fino a quel momento credo che ci sia poco da discutere. È lui che sta utilizzando lo strumento scolastico, lo strumento di istituzione pubblica all'interno del quale è, per fare una cosa che non dovrebbe fare, perché non mi sembra che sia necessario questo nei confronti dei giovani, dei ragazzi, nei confronti dei loro genitori, che sono i primi che hanno l'impegno, il dovere e il diritto di educare i figli. Alla scuola andrebbero istruiti, non educati ideologicamente come qua qualcuno vuole fare. Quindi se lui vuole un confronto, per me non c'è nessun problema, e penso neanche per Luca, noi siamo disponibili a parlare. Però prima di tutto deve cessare questa propaganda ideologica, questa strumentalizzazione che sta facendo, addirittura utilizzando una scala in questa maniera, mettendo fuori le bandiere, dando pubblicità ai Gay Pride, facendo tutte queste cose. Lui le vuole fare privatamente, è convinto di perseguire e personalmente portare avanti quelle ideologie lì, LGBT, gender e tutto il resto che non so neanche cosa siano, che se ne inventano uno al giorno. È libero di farlo come privato cittadino, non come dirigente scolastico, perché altrimenti utilizza lo strumento dello Stato per fare questo. E quindi chiediamo a chi di dovere di intervenire, se naturalmente lui non farà un passo indietro come dovrebbe. Come si diceva, il ministro Valditara, se non sbaglio è stata presentata anche un'interrogazione su questa cosa da parte di un senatore, e quindi se la cosa ormai è di dominio pubblico, il ministro e chi di dovere dovrebbe intervenire. Comunque la sospensione influenzerà anche sul voto in condotta praticamente finale dell'allievo, dello studente. Influirà anche sull'aspetto psicologico di lui e anche degli altri, perché è chiaro che il messaggio non è semplicemente sospendere un ragazzo, è la famosa logica di colpirne uno per educarne 100. Esatto. È la famosa logica di dire attenzione, perché se voi dite che siete eterosessuali può essere un problema, perché all'interno della vostra classe c'è chi invece si beve ste robe e dice no, oggi io non mi sento né uomo né donna, dovete darmi del voi, perché queste sono le situazioni che ci sono anche dentro questa scuola. Evidentemente con un dirigente del genere penso che possano solo che essere aggravate rispetto a quello che già c'è.